Il nostro comitato è nato spontaneo perché noi siamo andati ad abitare in collina, consapevoli delle bellezze delle nostre colline e dell'aria pura che si respirava una volta. Dopodiché, lentamente, i vigneti hanno circondato le nostre case. I trattamenti con questi pesticidi hanno reso l'aria irrespirabile, i diserbanti hanno rovinato il territorio e allora abbiamo pensato di reagire a questa situazione, creando appunto questo comitato che ha organizzato una serie di conferenze, ci siamo documentati su tutta questa cosa e anche oggi intendiamo continuare con le nostre esposizioni. Abbiamo organizzato un ciclo di 3 serate a Vina Orsia Conegliano, nella quale sono stati invitati i responsabili del LUNS, dell'ARPA, dell'Veneto Agricolture, e ai quali sono intervenuti anche gli agricoltori che già operano sul territorio con metodi biologici. E poi abbiamo invitato il professor Altieri, che è un pioniere in Italia dell'agricoltura biologica, il quale ha fatto una bellissima relazione e ha spiegato con metodi scientifici che effettivamente si può operare con metodi biologici rispettosi prima di tutto dell'uomo, poi dell'ambiente e del nostro futuro e dei nostri bambini. Allora il nostro intento appunto di promuovere e continuare questa attività per far sì che l'agricoltura diventi appunto biologica per il rispetto dell'uomo e della nostra salute. Qui vicino a me c'è il presidente del comitato Fabio Padovan, il quale adesso una carica importante. Il quale adesso presenterà i relatori della giornata. Sì, noi siamo un gruppo di cittadini preoccupati del fatto, come diceva Gabriele, di vivere in un posto che sta diventando anno dopo anno sempre più pericoloso. Abbiamo fatto diverse, prima di tutto abbiamo cercato di informarsi come cittadini, non sappiamo niente noi di pesticidi, di agricoltura, e quindi abbiamo cercato di informarsi facendo incontri con viticoltori, enologi e anche con medici. C'è proprio stato un medico in agosto dell'anno scorso che ci ha fatto vedere quanto sia pericoloso vivere dove viviamo noi in realtà, no? E sempre più ci sono casi di persone che sono costrette ad andarsene o ricorrere comunque con patologie anche gravi. In particolare abbiamo il caso di 2 donne che vivono vicino a noi, 2 famiglie diverse, che sono state costrette anche a lunghi periodi di ospedale. Abbiamo qui la dottoressa Michela Trevisan, che è molto esperta biologa, specialista in scienze dell'alimentazione, per cui ci dirà lei alcune cose, e poi arriverà il dottor Del Pup, che è ginecologo, oncologo, lavora al Prodi a Viano, e ci dirà appunto, che ci illustrerà alcune cose sugli effetti dei pesticidi. Io volevo velocemente ripercorrere un po' quello che abbiamo fatto, perché magari può servire a qualcun altro. Il nostro scopo è quello che altri comitati piccoli locali nascano. Avremmo grande piacere che nascessero altri comitati piccoli locali come siamo noi siamo comitati di Colle al Brigo, non ci interessa essere Conegliano che è più grande, però la frazione di Colle al Brigo siamo presenti, viviamo lì, i nostri bambini vanno a Motrina lì, insomma conosciamo gli agricoltori, quasi tutti, perché in realtà negli ultimi 2 anni abbiamo assistito all'acquisto imponente da parte di industriali di bei colli, e a loro naturalmente, non vivendo tra l'altro lì, non è che gli interessa più di tanto limitare l'uso di pesticidi, tanto i loro figli sono da un'altra parte, no? E quindi questo è un altro fenomeno, perché il Prosecco tira, siamo in piena zona di OCG del Prosecco, per cui immaginate che è un investimento che può rendere. Io sono d'accordo che gli investimenti devono rendere, ma non sulla pelle degli altri, insomma, sulla pelle di nessuno, possibilmente. Per cui invitiamo che localmente nascano questi comitati, sarebbe bello che ce ne fossero tanti per far sentire la voce delle persone, che finora è sempre stata un po' sott'acqua, no? E poi magari che siano coordinati dal WWF. Ho visto Gianluigi Salvador, da qualche parte l'ho visto arrivare, non so. Lo ringrazio anche perché la prima serata che abbiamo fatto noi pubblica è stata proprio col WWF, grazie a lui, insomma, che ha tenuto, diciamo, un po' in tanti anni in piedi la bandiera di chi
non vuole arrendersi di fronte all'avanzata di questi fenomeni che portano tanto male. Noi siamo convinti che ci deve essere rispetto da parte di tutti, quindi se nell'industria che io conosco ci sono dei limiti ben precisi, ed è giusto che siano, e sono importanti nell'emissione degli scarichi sia gassosi nell'aria che quelli diciamo così nell'acqua, è giusto che in tutti i settori in cui viviamo e operiamo ci siano dei limiti, soprattutto quando è provato che provocano dei danni. E quindi anche in agricoltura dovremmo andare verso un sistema a breve, credo, spero a brevissimo, che imponga l'eliminazione delle sostanze tossiche, delle sostanze che provocano cancro, malattie degenerative quali il Parkinson, leucemie, e quindi non è un argomento sul quale noi possiamo scherzare. Abbiamo come prima attività cercato di informare i medici di base, abbiamo scritto ai medici di base che conoscevamo, consegnando personalmente delle lettere per invitarli a fare pressione ciascuno sul proprio sindaco per mettere in evidenza i rischi che ci sono anche a chi viene a camminare nelle nostre zone. Noi vediamo spesso delle mamme con bambini o addirittura con le carrozzine, no, un bambino, e non sanno cosa gli stanno facendo passare in quel momento al bambino passando vicino alle viti. Abbiamo un banchetto qua fuori, sono delle foto documentate che abbiamo fatto l'anno scorso. Hanno piantato le viti fin sull'asfalto, insomma, no? Cioè tu correndo a piedi o in bicicletta ci sbatti dentro, e ogni volta che ci sbatti dentro lì ci sono i trattamenti sono sempre più frequenti, sempre più tossici, perché naturalmente le malattie si sono, diciamo, i batteri organizzati e si sono diventati più resistenti. Abbiamo scritto anche i parroci, a 53 parrocchie, è stata una lettera che ha suscitato anche un vespaio, perché l'abbiamo intitolata Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una forma la nostra troppo forte, però effettivamente se c'è un qualche cosa che provoca una malattia, che questa malattia provoca la morte, se uno lo sa e continua ad usare questo, contravviene a un comandamento. E se uno è cristiano, insomma, può anche fare riferimento e pensarci su in qualche maniera. Abbiamo poi scritto anche al Vescovo di Vittorio Veneto, il Vescovo Corrado Pizziolo, non ci ha risposto. Abbiamo fatto 3 lettere, abbiamo portato personalmente all'assessore all'agricoltura di Conegliano, il Topan Claudio, al quale abbiamo chiesto di fare delle serate informative. C'è una direttiva CE che obbliga i sindaci a informare la popolazione proprio sui rischi dei pesticidi, un obbligo quindi preciso, e siamo riusciti a organizzare 3 serate importanti di cui ha parlato anche Gabriele. Poi abbiamo chiesto anche altre delucidazioni all'assessore, che però non ci ha ancora risposto. La più importante è che noi abbiamo fatto delle analisi sui nostri terreni l'anno scorso, sono esposte qui fuori sempre, e abbiamo, tra l'altro l'abbiamo fatta a fine luglio, quindi inesperti totali, quando il periodo insomma era anche il meno indicato per trovare eventuali residui di pesticidi. Nonostante questo, nelle zucchine, nelle mele, insomma nelle nostre proprietà che assolutamente abbiamo bandito i pesticidi, abbiamo trovato residui di pesticidi, che significa che chi è vicino che tratta le viti, io devo subirne senza che io lo voglia gli effetti. Quindi abbiamo informato l'assessore all'ambiente di Conegliano e il sindaco di Conegliano che ripeteremo quest'anno le analisi, e che se troviamo ancora pesticidi noi denunceremo l'assessore, denunceremo il sindaco è l'autorità massima per la tutela della pubblica salute in un territorio, denunceremo l'ACOV e tutti quelli che non hanno vigilato affinché questo non accada. Poi abbiamo da ultimo presentato una mozione che è stata redatta dal professor Altieri, di cui parlava Gabriele, rivista dall'Avvocato Sossai, che ci compiacciamo di avere come collaboratore del comitato perché fosse presentabile. Abbiamo chiesto ai partiti che siedono in Consiglio Comunale a Conegliano e anche a quelli che sono presentati alle ultime elezioni se la sentivano di presentare un documento in Consiglio Comunale, questa mozione, per chiedere che Conegliano diventi comune depesticidizzato, cioè in cui vengano eliminati i pesticidi tossici e nocivi.
Non sarebbe il primo comune, perché già il comune di Malosco, in provincia di Trento, ha fatto da apripista in questo senso, e quindi l'unico movimento che ha accettato di presentare la nostra mozione è stato il Movimento 5 Stelle. Ci sono stati altri 3 partiti che però non siedono in Consiglio Comunale, che sono stati Veneto Stato, Fare per fermare il declino e la lista Imbroia. Tutti gli altri si sono astenuti, tranne il PD che ha chiesto delle modifiche importanti, e modifiche che abbiamo in parte accettato e in parte no. Per cui la mozione è dal 4 febbraio presente agli atti a protocollo del Comune di Conegliano e verrà discussa entro i prossimi 15 giorni. Noi invitiamo più gente possibile la sera in cui verrà discussa la mozione, perché può essere un bel precedente, che venga a partecipare al Consiglio Comunale, ci facciamo vedere che siamo lì determinati, che vogliamo che vengano messi al bando degli elementi importanti che disturbano la salute nostra, e quindi cerchiamo di essere presenti. Ecco, in questa fiera noi chiediamo all'amministrazione comunale di Conegliano ufficialmente che vengano ripetute, anzi che vengano fatte le analisi nelle urine dei bambini di Colabrigo, perché sono state fatte le analisi anche nella ULSS, ma non abbiamo buoni risultati, nonostante siano passati ormai mesi e mesi. Analisi nelle urine dei bambini, no? Del nostro territorio, del Prosecco di OCG. Chiediamo poi che ci siano 15 volontari o dipendenti di aziende agricole di Colabrigo, o anche agricoltori, piccoli agricoltori, che si sottopongano volontariamente a degli esami che sono quelli di capelli, dei vestiti, eventualmente delle urine, e che le spese ricadano sull'amministrazione comunale. Siccome sappiamo già che l'amministrazione comunale probabilmente ci dirà di non avere soldi per queste cose, allora io chiedo se c'è qualche mecenate qua stasera, qualcuno che ha voglia di contribuire perché noi riusciamo a far fare queste analisi, che capite bene sarebbe una cosa importante. Noi facciamo un registro, scriviamo la cifra, la somma di chi eventualmente ci dà qualche cosa per questo scopo. Se poi il comune ci dà i soldi li restituiremo, no? Altrimenti noi andremo avanti a far fare queste analisi, che sono importanti perché è uscito il 19 febbraio adesso un articolo su Le Monde in Francia, in cui nel Médoc, che è la terra di Bordeaux, sono state fatte queste analisi sugli agricoltori, su chi opera nel settore agricolo, e appunto per l'esposizione ai pesticidi dei lavoratori vinicoli, ed è stata resa pubblica il 19 febbraio. Hanno trovato nei lavoratori agricoli residui 11 volte superiori a chi non risiede nell'area in cui vengono trattati i vigneti. Sono stati trovati una media di 11 volte di residui fitosanitari, sono stati prelevati in ottobre e novembre 2012, quindi con la stagione già finita, no? Ampiamente finita. Sono state trovate 6 sostanze differenti, 6,6 sostanze differenti contro le 0,6 trovate sulle persone che non svolgono questo mestiere. Il 45% delle molecole trovate nei capelli, nelle urine di queste persone sono classificate come potenzialmente cancerogene, e il 36% sono sospettate di essere perturbatori endocrini. Tutto è partito da una signora il cui fratello è morto giovane a causa di un cancro nell'ottobre 2009. Era un lavoratore agricolo e coltivava 2 ettari di vigna. E si stanno battendo le associazioni in Francia per riconoscere come malattia professionale il cancro per chi lavora in agricoltura, così come il Parkinson è stato l'anno scorso riconosciuto sempre in Francia malattia professionale per i lavoratori dell'agricoltura. Noi garantiamo, se ci sono dei volontari, l'anonimato, eventualmente se uno se la sente di esporsi, perché naturalmente il clima non è tanto favorevole a quello che facciamo noi come comitato, attenzione, insomma, ci sono a volte così si fa fatica a far capire l'importanza di fare delle scelte di questo tipo. Abbiamo dimostrato anche, qui c'è Denaro Roberto, l'ho visto anche prima, che lui è poi un pioniere, che si può fare agricoltura senza usare un grammo di pesticidi, già adesso, già da tempo, e quindi ha fatto una conferenza anche ieri interessantissima sull'argomento. C'è Vincenzo Billotta, che vedo anche lui lì, che è un'azienda agricola qua vicino, che non usa assolutamente pesticidi. Si può fare,
Ci vuole buona volontà, bisogna uscire dagli schemi che ci ancorano al passato, essere innovativi, cosa per esempio che la scuola di enologia di Conegliano non fa. La scuola enologica di Conegliano, che dovrebbe essere un faro in questo senso, invece continua a organizzare, anche uno 15 giorni fa, con ampi articoli sui giornali, convegni proprio sui trattamenti delle viti, sponsorizzati, c'è scritto, da 17 case farmaceutiche che producono pesticidi. E invece chi fa ricerca e studio deve porsi al di fuori di chi poi produce e vende questi prodotti, secondo me, per essere ricerca libera. Non voglio togliere altro tempo, per cui vi ringrazio della vostra partecipazione e noi facciamo barriera, quindi grazie.